Heather McPallister. Sul caso di Liliana Resinovic le indagini sono in corso. Molte delle puntualizzazioni che ha fatto il GIP erano state già attività esplicate, solo che siccome non avevano portato alcun frutto non le avevamo formalizzate, adesso le formalizzeremo. Ci sono veramente un numero ridotto di attività che non erano state già fatte. Lo ha detto il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, riferendosi al caso della 64enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio successivo, sul quale il GIP di Trieste, Luigi Dainotti, ha chiesto ulteriori indagini elencando una serie di attività da svolgere. Tutto quello che si può fare per decriptare una vicenda che ha lasciato in angoscia tutta l'Italia, ha concluso De Nicolo, a margine di una conferenza a Trieste è giusto che sia fatto. Il giudice ci ha avvitato un percorso, lo seguiremo. È normale cercare un corpo in un sacco nero? È normale trovare un corpo in un sacco nero? Denise Pipitone l'abbiamo cercata ovunque, non in un sacco nero, e non l'abbiamo trovata. Chiara Gambirasio l'abbiamo cercata in tutti i modi, ma non in un sacco nero, e infatti non l'abbiamo trovata in un sacco nero. Viviana Parisi l'abbiamo cercata ovunque, non in un sacco nero, e infatti non l'abbiamo trovata in un sacco nero. Potremmo fare tantissimi esempi, ma poi arriva Liliana Resinovic che cerchiamo in un sacco nero e troviamo in un sacco nero.